Bentrovati, buona serata, perché ormai possiamo dire, insomma, buonasera, sono le 18:50 circa, insomma ci avviciniamo, anzi siamo avvicinati veramente alle ore 19, data di partenza e ora di partenza di questa seconda finale, seconda ed ultima finale che si disputa a Pieve di Soligo presso il Palasport di Pieve di Soligo e valevole per l'assegnazione delle finali di Coppa Italia di divisione. In campo, e le vedete già inquadrate dalla nostra regia, ci troviamo con l'Asolo Volley e la Pallavolo Mussolente. In maglia rossa con calzoncini neri la Pallavolo Mussolente e in l'Asolo Volley invece con un coloratissimo completo nero e arancione, diciamo così, un colpo d'occhio interessante. Per quanto riguarda la formazione o le formazioni, allora vediamo subito con la Pallavolo Mussolente che manda in campo Anna Bertoncello con il numero 2, con il numero 4 Rebecca Farronato, con il numero 7 Anna Bonaldi, con il numero 13 Chiara Gagliotto, con il 16 Arianna Giacobbo, con il 18 Chiara Simonetto e con il 22 Anna Vigo. La capitana è Chiara Gagliotto, la palleggiatrice su cui seguiremo naturalmente e andremo a vedere le motivazioni di gioco è Anna Bertoncello, il numero 2. Primo allenatore Roberto Caron, il secondo allenatore Stefania Urbanet. Risponde l'Asolo Volley con questo sestetto, meglio starting 6 o starting 7, con Pasa con il numero 4, con il numero 6 Alice Baggio, con il numero 7 Martina Peruzzo, con il numero 8 Arianna Gazzola, con il numero 9 Rebecca Cecchin, con il numero 13 Angela Scandiuzzi, con il numero 14 Sara Cinel. La capitana è il numero 15 Ilaria Caon che parte dalla panchina, il libero è Martina Peruzzo per quanto riguarda appunto l'Asolo Volley. Primo allenatore Matteo Visentin, secondo allenatore Gianluca Zanatta. Arbitreranno l'incontro i signori Tritoni Daniele Tritoni è il primo arbitro della sezione di Padova, il secondo arbitro è Pietro Bottin della sezione di Venezia, il segnapunti è Francesco Cecconi. Questo per quanto riguarda il completamento dei primi dati e delle prime notizie che potevamo darvi in attesa della gara. Nella precedente partita per l'assegnazione della Coppa Italia divisione appunto nel maschile, l'ha spuntata il Chionè di Padova vincendo al tie break per 3-2 contro un volitivo e Maidomo Volley Rosà in provincia di Vicenza. Quindi staremo a vedere adesso insomma che cosa uscirà dall'urna, diciamo così, di questa partita, di questa ultima partita di questi 2 giorni, di finale di Coppa Italia che l'organizzazione della FIPA, Comitato Regionale Veneto e naturalmente con la collaborazione del Volley Piave hanno organizzato qui a Pieve di Soligo. Tutto bene tranne un piccolissimo incidente che è successo ad un giocatore del Chionè Padova, però nulla di grave per il libero Marco Geron che è stato trasferito, poi portato all'ospedale al pronto soccorso, ma per lui c'erano dei punti da dare su una caviglia, su uno stinco, aveva cocciato pesantemente contro le balaustre che separano appunto le tribune dal campo. E allora tutto è pronto per andare a vedere e a godere di questa partita. Sta per battere la prima palla della gara Anna Bertoncello, che è poi anche la palleggiatrice della Pallavolo Mussolente. Fischio d'inizio già dato e allora via con Anna Bertoncello alla prima battuta, che rimane in campo e può giocare il primo attacco la formazione dell'Asolo, che guadagna il suo primo punto della gara di questa partita. C'è subito un doppio cambio, uno è legato, c'è subito un doppio cambio, quindi 13 e 14 che escono, 13 e 14 fuori
Scandiuzzi e Cinel, e dentro adesso lasciateci guardare un attimino perché ci ha colto un po' alla sprovvista, perché un cambio così e doppio tra l'altro per iniziare la gara, o probabilmente aveva sbagliato qualcosa o non si attendeva dalla parte opposta uno schieramento di quel tipo, visto che le squadre insomma si conosceranno. Pareggio subito della formazione del Mussolente, 1-1. 1-1 il risultato, con ancora il punteggio sempre fermo sull'1-1. Va in battuta adesso la numero sbagliato numero 16, che era Arianna Giacobbo. Nulla da fare, 2-1, consegnata palla direttamente all'Asolo. E allora Asolo che va alla battuta sempre sul vantaggio di un punto, ma appena iniziata. Bertoncello bene in bagger, tutto in bagger dalla parte opposta, può giocare, può tenere alta la velocità, e soprattutto c'è un attacco abbastanza alto, levo anche l'abbastanza perché un trio davanti che fa paura, mette paura insomma alla squadra del Mussolente. Asolo che va in battuta sul vantaggio di 2 punti, di 2 lunghezze, 3-1, con questa battuta che termina sulla rete, non passa, se n'era incaricata Erika Pasa, che fa cocciare la palla sulla rete. Poi nel giro del libero fuori Pasa e dentro Peruzzo Martina. Il libero ancora in battuta, è buona la battuta, c'è il primo ace per quanto riguarda la formazione di Mussolente, che raccoglie la parità 3-3. Servizio con Anna Vigo alla battuta, bene, in difficoltà Asolo, Bagger dalla parte opposta ci prova, la mette lunga, può attaccare Mussolente, lo fa con una buona scelta da parte di Martina, anzi da parte di Anna Bonaldi, che va a prendersi il punto numero 4 per la sua formazione, per la formazione del Mussolente, che prova adesso ad ingranare la marcia, ma purtroppo in battuta ancora una palla che si schianta sul nastro, sulla rete, e quindi nulla di fatto per quanto riguarda questa azione. Buono l'attacco, buono altrettanto il muro di Asolo. Poi l'arbitro vede qualcosa, vede un'infrazione a rete, un tocco e un'invasione di Asolo, e quindi prova ad allungare Mussolente. Va al servizio Rebecca Ferronato. Vediamo la sua battuta, è buona, aiutata dal nastro pericolosamente. Le ragazze di Asolo non riescono a rigirar palla e a farla volare dalla parte opposta. Nulla di fatto, 2 lunghezze di vantaggio prese da Mussolente, che ci prova adesso con ancora Rebecca Ferronato in battuta. Caricamento per la sua battuta al salto, la mette lunga, giusta, poi un po' di confusione tra libero e tentativo della palleggiatrice di andarsi a giocare questa palla, un po' di confusione per quanto riguarda l'impostazione di gioco, poi risolvono in qualche maniera, e allora la palla può andare a segno. Con il quinto punto, 6-5, conduce sempre Mussolente. Adesso c'è la richiesta di asciugare, c'è un bel caldo, nonostante qui a Pieve abbia rinfrescato il pomeriggio con una pioggerellina piuttosto insistente che sta continuando a battere in questi momenti, però all'interno del palazzetto il caldo si fa sentire, e come.
È buona questa azione che però non ottiene il punto perché la palla scivola lunga di Ferronato. E allora Rebecca check-in per l'Asolo, va al servizio. 6-6, situazione di parità, un po' come tutte le altre partite che abbiamo visto, insomma si parte punto a punto, non succede nulla, non si molla niente. Un po' di confusione anche da parte di Mussolente adesso con l'impostazione per Asolo che va sulla lungolinea, aveva cercato il lungolinea Ilaria Caon, numero 15, capitana della formazione di Asolo. Palla che termina fuori, c'è il settimo punto per Mussolente che va al servizio. Buona ricezione non perfetta del libero, la numero 7 Martina Peruzzo, che regala palla direttamente a Mussolente. Allora Mussolente si fanno sentire quelli arrivati proprio da Mussolente a sostenere la squadra, e sull'8º punto 8-6 si lanciano in alcuni incitamenti che portano il dovuto, cioè il punto, perché Ilaria Caon non tiene il suo bagger e allora secondo errore per la capitana, time out, ci avrei giurato, ha aspettato a lungo il tecnico Matteo Visentin prima di chiamare il time out al secondo arbitro. Matteo Visentin coadiuvato da Gianluca Zanatta, mentre dalla parte opposta gli allenatori, il primo allenatore è Roberto Caron, il secondo allenatore Stefania Urbanet. Per quanto riguarda, ed è proprio Urbanet a parlare adesso con la squadra in questo momento, lo ha fatto con alcune giocatrici mentre con altre ci ha pensato Roberto Caron, il primo allenatore. 9-6 la situazione per quanto riguarda il primo set che si sta giocando qui al Palasport di Pieve di Soligo. Pallone che rientra in campo dopo la sanificazione, vi dicevo poco fa nella partita precedente, vi ho spiegato di quell'oggetto che compare sul tavolo dei segnapunti, un oggetto sferico che contiene proprio il pallone, che viene ogni qualvolta esce dal campo viene sanificato e viene pulito e ripulito, e quindi è un'altra bella iniziativa, è un'altra bella cosa che l'organizzazione appunto ha voluto dare, ha voluto provare. Vi ricordo anche che tra una partita e l'altra abbiamo aspettato circa un'ora, i 40 minuti fatidici, oltre che del palla che va fuori intanto, oltre che del riscaldamento delle squadre, anche per il fatto che si sono sanificate le tribune e tutti i luoghi che possono essere appunto percorsi e toccati dalle persone. 10-7 con il numero 7 Anna Bonaldi al servizio, e buona la battuta, altrettanto la ricezione dalla parte opposta, e allora la capitana comincia a farsi sentire. Ilaria Caon mette giù questa bella palla in lungolinea, la rivediamo perché merita, era buono anche il servizio leggermente verso il centro, insomma una buona palla per l'8º punto della formazione di Asolo, che va alla battuta dalla parte opposta con Bertoncello che prova a far giocare le sue, ancora la capitana che va a cogliere un altro punto. Ilaria Caon è iniziato così, però si è tirata subito sulle maniche e ha fatto vedere di che pasta è fatta, e allora 10-9 per sempre Mussolente, che mantiene una lunghezza di vantaggio adesso, e allora Asolo che però spreca un po' tutto e regala un punto importante con Alice Baggio, che è la palleggiatrice, che però regala un punto importante. Anna Bertoncello dalla parte opposta per quanto concerne Mussolente, che va al servizio. Buona Baggio che gioca questo pallone, Bertoncello che la tiene, e allora dalla parte opposta prova l'attacco, ci riesce anche quasi Baggio in rovesciata, diciamo così, con Berno che la mette dalla parte opposta, però può giocare ancora Mussolente, la palla che rimane sul nastro, che corre, e allora è brutta questa palla di Bertoncello, che chiede scusa a Ferronato perché non poteva veramente farci nulla. Poi ci prova a scaricare una bomba Giorgia Berno dalla parte di Asolo,
però la palla si ferma sul nastro, la vediamo qui, eccolo qui l'attacco e poi la palla che non passa, molto bassa. Sarebbe stato da giudicare se era bassa anche l'alzata oppure se è arrivata lei in malo modo. Baggio dalla parte opposta ancora per trovare la capitana, che questa volta trova una murata, e allora da seconda linea per cercare il tentativo di mettere a terra, non riuscito dalla parte opposta, ancora Caon, poi la palleggiatrice che viene anticipata dal proprio libero dalla parte opposta con un po' di confusione, l'arbitro vede un'invasione a rete e allora un tocco e quindi c'è il pallone che ritorna in possesso di Asolo, con Ilaria Caon che va al servizio sul 12-10. È buona, in difficoltà la ricezione di Mussolente, che poi si salva e va a mettere pesantemente dalla parte opposta un bel punto, e il 13esimo mantiene 3 lunghezze di vantaggio. Ha giocato questa palla nonostante una ricezione non avesse brillato più di tanto, è riuscita però in qualche maniera a girare palla, a tenere palla e a costringere poi al tocco le giocatrici dell'Asolo, che hanno messo fuori il pallone. E allora c'è Giacobbo al servizio, Arianna Giacobbo del Mussolente, la palla scivola via, veloce, troppo forte questo pallone che è sfuggito via dal controllo della giocatrice. Erika Pasa al servizio per l'Asolo Volley, Erika Pasa, caricamento per lei e poi la battuta buona. Un ace che cade in mezzo alla zona di competenza tra Giacobbo e Simonetto. Si guardano le due, ma entrambe sanno che insomma o l'una o l'altra quella palla doveva tirarla su qualcuno e non lasciarla cadere sicuramente. Ancora Pasa che va alla battuta nuovamente lì, questa volta il libero c'è e allora può attaccare Mussolente con Baggio che in bugger serve Ilaria Caon che mette dalla parte opposta, ma può rigiocare ancora Caon che con un bel bugger salva il bugger di impostazione anche di Baggio per la numero 9 Rebecca Cecchin, che mette giù il punto numero 13, che vuol dire punto del pareggio, e rimane in zona 1, rimane in battuta Pasa, ed è una battuta e una posizione che non piace sicuramente alle ragazze di Mussolente. Bisogna al più presto far andare via dalla posizione di battuta Pasa, perché ha combinato veramente, ha portato danni alla formazione di Mussolente. Caon, il bel bugger per il tentativo riuscito del numero 1 Berno di mettere il pallonetto, riuscito, e allora ci pensa Roberto Caron a fermare il gioco. Time out richiesto dal Mussolente perché c'è qualcosa da registrare. Era partita bene Mussolente, poi ha subito adesso il ritorno di Asolo che va sul 14-13, prende una lunghezza di vantaggio. Una partita che ancora non è entrata totalmente nella mentalità della finale, insomma si sta giocando con molta tranquillità, con molta compostezza. Vedremo fino a quando naturalmente poi incomincerà a diventare pesante ogni palla. Ecco Pasa al servizio, la sua rincorsa, la battuta che va a segno, Bertoncello che riesce a giocare questa palla che secondo me era un pochino bassa. È stata brava Anna Vigo, vediamola. Sì, era un pochino bassa, è stata brava Anna Vigo a giocarla e metterla per di là e a raccogliere il massimo. 14-14, quindi punteggio ancora fermo in parità. Caon, Baggio e dietro per Berno, la solita azione, ma questa volta viene rigiocata da Mussolente. Si può giocare ancora con Peruzzo che mette in azione Berno, parzialmente murata, poi è brava Bertoncello a trovare questa palla di prima intenzione buttata dalla parte opposta. Ha colto un po' in fallo l'intera difesa di Asolo, che
è riuscita in ogni caso a metterla dalla parte opposta, però poi fallo. 15-14. Battuta di Mussolente aiutata dal nastro, brava Caon che la raccoglie, la fa sua, poi va a giocarla sul numero 9 Rebecca Cecchin, che pesante con il braccio piega le mani al muro, e quindi 15-15 la situazione di parità ancora nel primo set qui al Palasport di Pieve di Soligo per l'ambito della finale di divisione, finale femminile di divisione. È buona la palla, può giocarla, Bertoncello che la gira dalla parte opposta, una sbagherata di Baggio che non va a compimento. C'ha qualcosa da dire Matteo Visentin alla sua giocatrice, una palleggiatrice che tra l'altro ha una bella altezza, quindi risponde ai canoni, insomma, delle palleggiatrici moderne, diciamo così. 16-15 con in battuta Faronato. Eccola Faronato che la mette di là con qualche difficoltà, poi Baggio ancora per trovare dal centro il numero 8 Gazzola. La palla sembrava, perché si stavano guardando, se lo stavano chiedendo, poi invece è riuscita ad andare dalla parte opposta andando a punto, e continua a momenti di parità. 16-16 per le due formazioni che vanno avanti punto a punto. È buona, si può giocare con Bertoncello che imposta ancora sul numero 7 Bonaldi, si rigioca, questa volta Bonaldo va dalla parte opposta e la banda si fa murare, la vediamo in questo caso, eccolo qui l'invito di Bertoncello, questa volta era buono, è andata anche a prenderla abbastanza bene, però dalla parte opposta un buon muro che ribatte nel campo opposto il pallone, dando il 17° punto alla formazione di Asolo che passa in vantaggio adesso. Bagher, Bertoncello dietro ancora, può giocarla bene, si difende, Baggio in Bagher, lo usa tanto il Bagher in questo momento, in questo primo set. Bello l'attacco di Mussolente che coglie Berno leggermente impreparata, ci ha provato Berno a volare con un braccio, era anche riuscita a prendere la palla, però ha preso una direzione completamente sbagliata, opposta a quella dove doveva finire. E allora 17-17 va al servizio, mi pare, Chiara Gagliotto, eccola là con il numero 13, Gagliotto al servizio, bene. Baggio che adesso usa le mani per il palleggio, poi sì, c'è un'invasione vista da qualcuno, penso un tocco o qualcosa, perché forse Bertoncello protestava perché c'era la palla sulla stina, no? In effetti vanno a sistemare anche la stina in qualche maniera, lo fa Chiara Gagliotto. E allora Gazzola dalla parte opposta con il numero 8 Arianna Gazzola va alla battuta, palla che cala, poi Bertoncello che mette in moto le sue attaccanti, parzialmente rigiocata questa palla, brutto da Asolo questo gioco, allora permette ancora a Mussolente di provarci con Baggio che riesce in Bagher a far pervenire palla alla sua capitana che non riesce però ad affondare. Allora Baggio ancora in Bagher per una seconda linea di Berno, è dentro. Allora, se devo essere sincero, anche secondo me era dentro, anche se il pubblico mormora e dice di no, secondo me insomma ci stava, era all'interno del campo. 19-17, 2 punti di vantaggio presi dall'Asolo, deve stare attento Mussolente, però questi sono regali che non si devono fare, che non si devono concedere. Arianna Gazzola esce nel giro del libero con il rientro di Martina Peruzzo. E allora va al servizio adesso Mussolente con il numero 7 Anna Bonaldi. Ecco Bonaldi che va alla battuta aiutata dal nastro, passa dalla parte opposta e allora sì, ancora buono l'attacco in diagonale di Caon. Ilaria Caon mette giù una bella palla che porta la sua squadra
al 20° punto, 20-18. 20-18 per Asolo, con il servizio adesso per la stessa formazione. Aiutata ancora Baggio da questo nastro, poi Mussolente riesce in qualche caso a farla andare dalla parte opposta, poi erano un po' disunite, un po' sistemate male, quindi nulla da fare. Palla che viene messa a terra per il 21° punto. È stata fortunata Asolo in questo frangente. E una Mussolente adesso ci prova, deve provarci quantomeno. E prima di provarci però c'è il tecnico Roberto Caron che chiede di fermare il gioco, vuole parlare con le sue ragazze, lo fa da solo questa volta, non con l'ausilio del secondo che è Stefania Urbanet. Questa volta va a parlare, a dare indicazioni solo Roberto Caron, mentre dalla parte di Asolo mi pare un gruppo più sereno, più tranquillo. Sono avanti di 3 lunghezze, quindi ci sono da giocare, da giostrare alcuni movimenti, alcune azioni, cercare di non perdere soprattutto lo spazio e di non perdere soprattutto la possibilità di rimanere davanti, che è sempre importante. Baggio al servizio, la palleggiatrice, vedete un bel fisico per Baggio che fa la palleggiatrice. Una volta le palleggiatrici non serviva fossero alte, invece la nuova pallavolo, diciamo da molti anni a questa parte, sceglie naturalmente di alzare anche il livello, oltre che di bravura, anche di statura delle palleggiatrici, e questa Baggio sicuramente aspettiamo di giudicarla a livello tecnico e tattico, però insomma a livello fisico ci siamo. Buona l'attacco dal centro, però senza problemi dalla parte opposta, mentre i problemi li crea Berno alla difesa di Mussolente, che subisce questo appunto. E allora fuori il numero 16 Arianna Giacobbo, dentro mi pare il numero 14 Ludovica Fantin, mentre continua in battuta Baggio, la palleggiatrice di Asolo, sul 23-18, 5 lunghezze di vantaggio. Bertoncello chiama ancora la sua banda per trovare Caron, che non lascia scampo da questo primo set 24-18. Bene, aspettiamo di vedere come finisce questo primo set e poi cominciamo ad esprimere i primi giudizi sulla prima parte appunto di questa gara. Ancora Baggio al servizio, ancora la palleggiatrice di Asolo al servizio, la mette dalla parte opposta, sì, con l'aiuto, ormai è il doppio, è il 2 o 3 volte aiutata nettamente dalla rete, quindi un po' di fortuna dal centro. Sta palla non ho capito se data bene o data male, Pasa non è riuscita nell'intento di metterla dalla parte opposta, si è schiantata sulla rete, quindi nulla da fare, annullato il primo set ball. E allora vediamo il secondo set ball per Asolo, con Bertoncello che va alla battuta per Mussolente. Caon, Baggio, Caon giù, ed è il 25-19 nel primo set, e in due set ball che sono stati necessari ad Asolo per conquistare il primo set. Allora diciamo che questo primo un attimo, abbiamo il presidente, quindi eccolo là, sì. Allora poi faccio il commento. Presidente, buonasera. Intanto mi attaccate per favore la cuffia, che abbiamo il presidente. Lo so, siamo senza sedia, deve sedere. Sembra facile dirlo. Va bene, adesso lo facciamo sedere, facciamo prendere al presidente addirittura la sedia. Vabbè, eccolo qua. Presidente, buongiorno, lo facciamo lavorare anche, Buongiorno. Bene, buonasera in ogni caso, anche se qui dentro, insomma, bene, abbiamo visto un buon primo set, mi pare, no? Di due belle formazioni. Sì,
le premesse sono buone per vedere una finale degna di finale. Del resto, insomma, queste sono le due squadre migliori che sono arrivate da questa competizione di divisione che quest'anno abbiamo così impostato come Coppa Italia e l'obiettivo principale era quello di far entrare in palestra i ragazzi e le ragazze. Questo era importante. Quindi questo era l'obiettivo principale. Poi strada facendo, giocando, ovvio che prevale anche la competizione, come è giusto che sia. È giusto, sì. E oggi la vediamo, insomma, ecco, quindi... Sono state due giornate, quella di ieri e quella di oggi, quella di ieri per la Serie D, quella di oggi per la divisione. Diciamo che se deve trarre subito, se deve fare un bilancio subito, più che positivo, direi. Certamente positivo, perché intanto ho visto delle belle finali e soprattutto avvincenti, cioè la gente ci teneva a far bene e a giocare, quindi l'obiettivo che dicevo prima di far entrare in palestra le ragazze è stato raggiunto, sì. Come è stato raggiunto anche l'obiettivo dal lato agonistico e tecnico, perché il valore che abbiamo visto tra ieri e oggi credo che sia importante. Voglio solo aggiungere una cosa. Credo che 4 mesi fa nessuno pensava che potessimo arrivare a queste finali. C'era molta incertezza e quindi non sapevamo come fare. È stata quasi una scommessa vinta grazie a tanti dirigenti, ad allenatori, ad atleti, alle società in generale che si sono date da fare e hanno fatto l'impossibile per continuare anche in momenti che sembrava che non si potesse fare, insomma. Ecco, Presidente, qui vediamo due squadre relativamente giovani. Oggi la prima partita, quella dei maschietti, ha visto due bei settori giovanili, perché quello del Padova e quello del Rosà. Ieri ci sono state altre 4 belle squadre. Insomma, diciamo che la pallavolo non teme, insomma, cali o cose di questo tipo. È sempre uno degli sport più praticati. Sì, anche se il calo quest'anno ovviamente c'è stato per tutti, e quindi anche noi abbiamo avuto questo, però ripeto, con la possibilità di far entrare in palestra le ragazze, credo che abbiamo attutito un po', tamponato la situazione per l'anno prossimo, per la prossima stagione. Bene, Presidente, io la ringrazio. So che per lei poi, a parte la fine della partita, ci saranno le premiazioni, quindi magari non ci vediamo. La saluto, la ringrazio e ci vediamo questa partita. Grazie a te. Grazie a Maso, Presidente. Allora noi abbiamo eliminato gli highlights dal primo set e andiamo subito a seguire il secondo set, che è già iniziato. Allora subito il primo attacco di Ilaria Caon per quanto riguarda Asolo, che va a porsi come ha vinto il primo set e vorrà naturalmente legittimare quello che ha fatto di buono nel primo set. Avete sentito il Presidente Maso, appunto Presidente regionale della FIPAV, che ci ha raccontato, ci ha detto come e quanti siano stati i problemi per preparare, per allestire, per organizzare queste finali. Sembra facile, ma non lo è. Adesso c'è il primo anche secondo, scusatemi, anche di Mussolente, che va sul 2-0 per questa indecisione sotto rete da parte dell'Asolo. Va alla battuta Bertoncello, che mette dalla parte opposta, può giocare Baggio, ancora servita bene, sì, ha più bocche da fuoco sicuramente Baggio, su cui poter andare e poter affidare la palla nella zona d'attacco. È una squadra così, non ho sotto mano le età delle giocatrici, però mi pare che Mussolente sia una squadra molto più giovane. Potrei anche sbagliarmi, però presumo che vedendo le ragazze, vedendo i volti delle ragazze, insomma, presumo che ci sia un po' di differenza di età. Questa palla che viene messa lì, uno sbaglio, allora si dà la possibilità di giocare. C'è la doppia? Ah no, ha visto sì, doppia.
per quanto riguarda Asolo, che permette a Mussolente di portarsi sul 3-1 nel secondo set qui al Palasport di Pieve di Soligo. Baggio in bagger dalla parte opposta, aiutata con molta fortuna Sara Cinel, mette questa palla dalla parte opposta. Adesso Pasa che va a battere sul punteggio di 2-3. Pasa, sì, bene, con una palla che può giocare a Bertoncello, cerca di andare a pescare la sua attaccante, che però tradisce un po' perché la palla termina lunga, termina non di molto però fuori dal campo, nulla di fatto. 3-3. E allora c'è ancora Pasa alla battuta. Prima nel primo giro, nel primo set, ha fatto male questa posizione e queste battute di Pasa, quindi vediamo adesso che cosa nasce da questa posizione, da questa disposizione in campo. Può giocare ancora. Sì, l'attacco buono, attacco buono, più uno con Asolo che vola a 4 punti e 3 ne ha Mussolente. Vi dicevo che questa posizione, questa Pasa in battuta sta creando qualche problemino a Mussolente nel giro. Adesso altro pallone regalato, poi si salva in qualche maniera Mussolente, prova a giocarla con la Caon, poi Baggio in palleggio trova ancora il varco giusto per servire Rebecca Cecchin, che mette giù dalla parte opposta, e rimane ancora Pasa in battuta. Ve l'ho detto, è un giro che è nocivo per Mussolente. Vediamo se inventerà qualcosa oppure se la stessa Pasa sbaglierà. 5-3, palla buona invece, difficoltà in ricostruzione in bagger dalla parte opposta, frill ball, e allora può giocarla adesso. Buono il muro a 1 creato da Mussolente, qualche difficoltà, la palla è di là, palla che è passata. Io non l'ho vista, cioè, secondo me questa era fuori, passata fuori secondo me dalla stina, però siamo dietro, quindi si arrabbia un po' il pubblico di Mussolente, e a questo proposito forse avevano ragione. Teniamoci così. 6-3 per Asolo, che prova ad allungare, ha guadagnato 3 punti con Pasa che va al servizio. Erika Pasa, bisogna che Mussolente inventi qualcosa. Beh, la inventa Pasa, che esce dalla zona 1 di battuta creando notevoli difficoltà alla formazione opposta. Martina Peruzzo è entrata nel giro del libero, mentre il tecnico Matteo Visentin spende qualche parola con Pasa prima che lei possa sedersi in panchina. Ancora si gioca con Baggio che offre una bella palla e il lungolinea. Allora adesso si arrabbiano un po' tutti quelli di Mussolente, perché dicono che abbia toccato la stina. Non sono di questo avviso gli arbitri, si arrabbiano tutti. La giocatrice numero 4 Ferronato va a far vedere che si era anche spostata. Un po' di tensione in questi minuti. Buono l'attacco della 22 Anna Vigo, che mette giù il pallone del quinto punto per la formazione di Mussolente, che prova a rientrare in partita senza mollare nulla. E direi che da quello che sentiamo qui al Palasport di Pieve di Soligo siano maggiori i tifosi, gli appassionati, i genitori di Mussolente rispetto a quelli di Asolo, che magari ci guarderanno attraverso lo streaming. Buona la battuta, non possiamo dire altrettanto di questo bagger del libero, e poi ha dovuto correre Baggio per riprendere la palla. È chiaro che si aprono varchi
ed è chiaro che la posizione poi non è quella più buona, perfetta per ricostruire, per giocare la palla. E in effetti subisci il punto, dando la possibilità a Mussolente di riprovarci, di ritornare sotto. Sesto punto per Mussolente, 7 ne ha Asolo, in vantaggio di 1. La palla adesso per la battuta di Mussolente, la mette lunga, buona. Baggio che deve andare sulla sua banda di competenza, va ancora un errore di Bertoncello, una doppia di Bertoncello, che mi pare sia la seconda oramai che commette. 8-6, Asolo avanti di 2 lunghezze adesso con Cecchin, con Rebecca Cecchin alla battuta. Rebecca Cecchin alla battuta, buona, può impostare l'azione d'attacco e trova un varco giusto. Si arrabbia Caon perché si accusa lei di non aver preso questa palla. Intanto tengono fuori dalla ricezione, quelle di Asolo tengono fuori dalla ricezione una giocatrice, la numero 14, che è Cinel. Ancora una brutta giocata, poi il tentativo di chiudere non riesce, allora adesso ci prova Mussolente, anche in questo caso si gioca con bella la palla che Baggio offre alla sua banda, ed è sempre lei, Ilaria Caon, che mette giù questo diagonale, andandosi a prendere il 9° punto per Asolo, che va al servizio con Arianna Gazzola. 9-7, Arianna Gazzola al servizio per Asolo nel secondo set, dopo che il primo ace intanto per Gazzola, dopo che il primo se l'è aggiudicato lo stesso Asolo per 25-19. Allora ancora sostenute a gran voce dai tifosi, quelli di Mussolente, per smuovere un po' le acque in casa di Mussolente. Prova a giocare, buona l'intesa, però ricostruisce ancora piano piano, tranquillamente, Asolo, che mette dalla parte opposta ma non chiude, e allora ci prova ancora Mussolente, si rigioca dalla parte opposta. Baggio per Ilaria Caon, che mette ancora giù un altro punto importante. Sicuramente lei in questo momento la trascinatrice di Asolo, la capitana che ha preso la squadra in mano anche in questo secondo set per portarla davanti. Si gioca, un po' di confusione, Baggio, bruttissima palla. Era impossibile controllarla con Pasa, a cui veniva richiesto un autentico miracolo, perché la palla girata di Baggio era molto brutta. Servizio ancora di Mussolente, che ha vita facile poi sotto rete, perché va a prendersi il 9° punto senza trovare resistenze dalla parte opposta. Va al servizio Anna Vigo per Mussolente, completo rosso. Anna Vigo al servizio, 9 per chi batte, 11 chi riceve. In difficoltà ancora Baggio, in bagher ancora, deve inventarsi qualcosa Caon, poi la palla ritorna tra le mani di Mussolente, che però non riesce a sfruttarla, con Giacobbo che spara sulla rete. Nulla di fatto, 12-9 il punteggio, sempre con 3 punti di vantaggio per la compagine di Asolo. Baggio andrà al servizio, Peruzzo il libero, buona, chiama Bertoncello la palla, poi in bagher per cercare di appoggiare su Bonaldi, non riesce a passare questo attacco. 13-9 per la formazione di Asolo, con ancora Baggio che mette giù un'altra bella palla, poi l'attacco di Mussolente, questa volta beffa dalla parte opposta
Giacobbo si rifà, Arianna Giacobbo si rifà dell'errore precedente, mette una bella palletta in mezzo a 2 o 3 giocatrici, l'abbiamo visto, di Asolo, e quindi porta a casa il 10° punto. 13-10, 3 lunghezze di vantaggio, Bertoncello al servizio, è buona la battuta, Baggio dalla parte opposta, replica subito per il centro dove c'era Pasa che non dà scampo, tira giù un bel pallone che vanno a toccare soltanto dalla parte opposta, tributando e dando il 14° punto alla formazione di Asolo. Ilaria Caon al servizio, eccola qui, è buona la palla, mette in difficoltà la ricezione di Mussolente, sempre Caon, Baggio dietro, ancora per Cinel, guadagna un altro bel punto, 15-10, 5 punti, time out richiesto da Roberto Caron di Mussolente, che vede in difficoltà il suo sestetto e allora ferma il gioco, cerca di trovare un po' di tranquillità, cerca di trovare un po' di pulizia soprattutto nell'impostazione di gioco, cosa che fino adesso non è avvenuta o non è avvenuta come desiderava Caron, coadiuvato, lo ricordiamo, dalla sua seconda Stefania Urbanet. Vi ricordo che gli arbitri sono della sezione di Padova il primo Daniele Tritoni, nella sezione di Venezia il secondo Pietro Bottin, ai segnapunti è Francesco Cecconi. Già in campo quelle di Mussolente, tardono, hanno il tempo giusto quelle di Asolo. 15-10, ci sono 5 lunghezze da recuperare per Mussolente, ma c'è Ilaria Caon al servizio per Asolo. Non cala, non cade, la palla va via sparata come un missile, un'aria. 15-11, 4 lunghezze di vantaggio, cambio per Mussolente, fuori il numero 13 Gagliotto, entra il numero 3 Emma Moro. Allora Emma Moro gettata nella mischia, il capitano mi pare che sia Anna Bertoncello adesso, segnalato dal tecnico. Buona, Caon si accorge all'ultimo che la palla sarebbe caduta e non riesce a rimediare. 15-12, ancora un punto portato a casa da Mussolente, che prova a rifarsi sotto, e questa volta però la spara lunga Arianna Giacobbo, palla che non cala e palla che va quasi fuori dal palazzetto dello sport. Allora ecco il giro che è quello preferito da Asolo e quello maledetto da Mussolente, con Pasa alla battuta. Vediamo se inverte la rotta adesso, però adesso tocca la Stina, quindi ci sono delle difficoltà con questa formazione, con questo assetto da parte di Asolo. Crea numerosissimi problemi e fastidi alla ricezione soprattutto di Mussolente. Buona questa volta, Bertoncello che vuole provare a servire Emma Moro, appena entrata ha tentato un pallonetto ma era subito marcata con un muro alto a 2, vedete, eccola lì, è stata bloccata, non ci sono stati problemi per il muro. 18-11, intanto 7 sono i punti di vantaggio per Asolo nel secondo set, va alla battuta ancora Pasa, questa volta forza un pochino, ha voluto girare con il polso, palla che termina fuori, nulla di fatto, con il tecnico Visentin che non l'ha presa molto bene, voleva che la palla rimanesse all'interno del campo. 18-12 può battere Mussolente. Ilaria Caon, Baggio per il centro con difficoltà e bravura da parte di Mussolente, la vediamo qui. Allora il tentativo dal centro viene murato a 1 tra l'altro dal numero 22 Anna Vigo, che ha lavorato bene attentamente sul centrale di Asolo, e allora muro a 1 favorevole ed è il punto numero 13
attacca ancora Asolo, brava la parte opposta, ed è un punto veramente importante questo, un punto importante, perché è stata Arianna Giacobbo con un braccio a permettere di rigiocare, poi la palla gettata dalla parte opposta, la vediamo, abbiamo visto l'ultima immagine di questo nostro replay, che ha dato l'ok, ha dato il punto. Attenzione a questa palla, Ilaria Caon ancora, poi la palla che va dalla parte opposta viene rigiocata, palla che non passa, e allora c'è il punto, c'è il tocco. 19-14 con Asolo che ritorna a prendere il pallone in mano, e con la numero 14 Sara Cinel va in battuta. Buona, si può giocare, prova il pallonetto, subito visto e giocato, mani fuori, il pallone non rientra, eccolo qui l'attacco con mani fuori, il muro che non tiene di Mussolente. 20-14, ci sono 6 punti di vantaggio per Asolo. Può giocare ancora Mussolente in attacco, questa volta va a sporcare sul muro, intelligente questo passante, perché ha capito che non ce l'avrebbe fatta e allora è andata a sporcare. C'è un cambio, esce il numero 4 Ferronato ed entra il numero 14 Ludovica Fantin. Cambio in quel di Mussolente con il 20-15 per Asolo. È buona, può giocare Baggio, che sceglie di andare dalla seconda linea, lungolinea che esce, non di molto ma esce. Sara Cinella aveva tentato un po' questa palla, forse poteva giocarla anche più tranquillamente Baggio, invece di cercare una seconda linea un pochino difficoltosa in questo caso. Baggio ancora con qualche difficoltà per il caricamento di Arianna Gazzola, poi lavora il muro, ma sia Baggio che Gazzola vengono beffate, la palla si insacca e allora siamo al 20° punto, 20-17, 17° punto per Mussolente, che è in fase di recupero, e allora se ne accorge Matteo Visentin, che chiama immediatamente il time out, blocca le sue ragazze e vuole che siano più concrete, siano più realizzative in questo caso. Vediamo le immagini della nostra regia, del nostro cameraman che è sulla panchina di Mussolente, mentre dalla parte opposta del campo Asolo che fa rientro con Baggio, con Gazzola, con il libero Peruzzo, poi il numero 14 Cinel e poi Ilaria Caon numero 15, che è stata l'autentica trascinatrice insomma fino a questo momento della squadra. Eccola ancora in bugger, Baggio che la mette sempre in bugger dalla parte giusta, trova il muro che ha funzionato, ancora Baggio e Gazzola, difficili da superare queste due perché l'altezza, come vi dicevo in precedenza, è piuttosto notevole, e quindi 21-17 per quanto riguarda Asolo, che torna avanti di 4 lunghezze nel secondo set dopo aver vinto il primo. Seconda linea difficoltosa, senza grossi problemi, seconda linea anche dalla parte opposta, prescelta, poi ci provano da sotto il centrale, viene provato ancora uno schema con Ilaria Caon a cui ci si affida per chiudere e risolvere la situazione, ci pensa lei in questo caso. 22-17, sono 5 le lunghezze di vantaggio che ha preso Asolo con la numero 9 adesso Rebecca Cecchin che va alla battuta. Rebecca Cecchin alla battuta, palla che non vola oltre la rete, si ferma e c'è il regalo di un punto, 18° punto per Mussolente, con Bertoncello che va al servizio. Eccola, Bertoncello, buona la battuta. Baggio, sì, Baggio per la sicurezza di Arianna Gazzola,
che spara una bordata che non permette nessuna risoluzione difensiva da parte di Mussolente. Allora fuori Emma Moro, che era entrata in precedenza, ha fatto un paio di cosine, poi null'altro, ma anche perché è stata servita poco, bisogna dire, ed è entrata in un momento particolare del match. Buona la palla, difficoltà in fase ricettiva da parte di Mussolente, e allora vuole chiudere Baggio con Pasa, non ci riescono. Allora seconda linea dalla parte opposta, ci riprova Baggio in bugger ancora rovesciato con Ilaria Caon, che aveva cercato sicuramente il muro, le mani del muro, ma non le ha trovate. Allora c'è il tecnico Matteo Visentin che dà qualche indicazione alla sua giocatrice su come vorrebbe questa palla. 23 per Asolo, 19 per Mussolente, con Mussolente che va al servizio con Anna Vigo. È buona, si può giocare. Baggio per Caon che trova il varco giusto. 24-19, primo set ball per la compagine di Asolo, primo set ball del secondo set dopo aver vinto il primo 25-19. Allora primo set ball ancora nelle mani della palleggiatrice Baggio. È buona, la mette di là, può giocare con un po' di confusione, palla che arriva in ogni caso dalla parte di Baggio, che la prova ad alzare, la tiene bene, serve Cinel che offre il 25esimo punto alla sua squadra. 25-19, identica situazione del primo set per quanto riguarda il punteggio. 2-7-0 per quanto riguarda l'Asolo Volley sul pallavolo Mussolente. 25-19 il primo, 25-19 il secondo. Andiamo in regia perché ci sono gli highlights. Pronti per il terzo set che ci apprestiamo a vivere e a vedere come si chiuderà, perché potrebbe chiudersi la gara se Asolo mantenesse questo cliché di gioco dopo questi primi due set che hanno fatto vedere, insomma, che la squadra c'è, insomma, si può lavorare bene con questo gruppo. Lo sta facendo Matteo Visentin, quindi diciamo che insomma ci sono tutti i presupposti per
chiudere anche bene a mollare. E allora Baggio a colloquio con il suo tecnico, giro del libero, fuori Peruzzo, dentro Gazzola, e adesso arriva la posizione favorita in questo caso, in questa partita di Asolo, con Pasa in battuta. È buona. Bertoncello prova a velocizzare, riesce anche bene, non tocca il soffitto, palla che si può giocare. Ancora in bagger dalla parte opposta Ilaria Caon, bagger ancora di Baggio che poi riesce a servire Sara Cinel, che mette a terra questo pallone, andandosi a prendere il pareggio 3-3 nel terzo set di questa gara, di questa finale che vale la Coppa Italia di categoria, di divisione meglio dire. Bertoncello, è buono questa volta l'attacco, è buono l'attacco di Ferronato, che mette giù un bel pallone e porta il punteggio sul 4-3. È in battuta adesso la numero 7, Bonaldi. Bonaldi al servizio, caricamento piuttosto lungo, arriva il fischio dell'arbitro ed eccolo. La che passa, sfiora ancora in bagger Baggio per quanto riguarda l'impostazione di gioco. Vediamo adesso, sceglie finalmente il palleggio che esce anche bene. Allora ci prova dalla seconda linea, poi ancora il secondo palleggio per bloccare Gazzola. E questa volta però è Mussolente che mette giù questo bel pallone che rivediamo. Eccolo qui, osservazione finale, bello il muro di Mussolente che dice di no all'attacco di Asolo, e allora Caon, la capitana, si rende conto che il momento è un po' particolare per la sua squadra, non devono pensare già di avere in tasca la vittoria, perché vedete Mussolente ci crede, Mussolente ha registrato un po' alcune cose, e allora ancora un altro bellissimo muro molto ben piazzato dalle due giocatrici del Mussolente, che portano a casa il sesto punto. 6-3. Buona anche questa battuta, male la ricezione, può attaccare il pallonetto che non va a terra, e allora Mussolente che ci prova, questa volta lavora il muro di Asolo, poi la palla buttata lì in questa maniera un po' fortunosa, poi con Gagliotto che riesce a sventagliarla dalla parte opposta, e chiede il time out giustamente Visentin, perché capisce che il momento è di quelli importanti, capisce che il momento è di quelli che non puoi lasciare andare, capisce che le sue ragazze avevano già chiuso la partita al secondo set quando si sono ritrovate in panchina, anche se non lo dici, magari poi la convinzione di avercela fatta e di essere nettamente superiori ti viene, no? Ma c'è Mussolente dalla parte opposta che piano piano sta giocando con tante ragazze giovani, da quello che si può vedere, una bella squadra, un bel gruppo su cui poter lavorare, e allora va al servizio Bonaldi. Questa battuta, ancora una brutta ricezione di Peruzzo dalla parte opposta, prova a rigiocare. Sì, ancora Mussolente però che ci riprova, ma questa volta viene rigiocata da Peruzzo in bagger per il tentativo riuscito questa volta di Sara Cinel, che piega le mani al duo messo al muro da parte di Mussolente. Nulla di sempre Muzio. Sì, vediamo questa battuta messa malissimo Brion, poi con una mano in qualche maniera riesce a passare dalla parte opposta, ed è un punto guadagnato questo, mamma mia, punto guadagnato, regalato, chiamatelo come volete. Si sono viste bruttissime cose, perché la ricezione da ambo le parti è stata bruttissima, e questa ancora di più perché lasciata cadere così, è veramente regalare un punto d'oro. 18-22
In difficoltà ancora questa volta la ricezione di Mussolente, prova ad attaccare, tiene il muro parzialmente di... mamma mia. Dentro Peruzzo, fuori Gazzola. 23-18. Sono 5 le lunghezze da recuperare per Asolo e secondo me è difficile. Se poi ci si mette anche una ricezione sbagliata di Rebecca Cecchin, allora diciamolo subito che andiamo al 24esimo punto ed è il primo set ball per quanto riguarda Mussolente, che cerca di vincere il set e c'è a un passo veramente. Buona, ma termina fuori perché non cala la palla. Rientra in panchina 19 il punto numero 3. Punto numero 2, scusatemi. E la battuta ancora di Pasa. Può giocare, tiene un po' di confusione con Bertoncello che deve chiamare palla per farsi sentire. Poi Baggio dietro. 3-3 non è contento di questa azione, di come si è sviluppata questa azione di gioco. Roberto Caron, tecnico della pallavolo Mussolente. C'è Pasa al servizio nel giro appunto che ha creato più danni a Mussolente in questa partita. Passa la palla e allora l'attacco ancora di Mussolente con Baggio in bagger dalla parte opposta, un altro passaggio in bagger, poi l'attacco di Cinel che non riesce a mettere a terra, mentre dalla seconda linea va fuori decisamente Arianna Giacobbo, palla che quindi va fuori dal campo e preda di Pasa pronta alla battuta. Buona, si può giocare, un po' di confusione adesso Asolo che può, non è riuscita a chiudere questo pallone, questa palla, nulla di fatto. Ilaria Caon che non riesce a girarla, la palla che termina in fondo al campo, nulla da fare per cercare di prendersi questo pallone. Si sono impegnate le ragazze di Asolo ma non ci sono riuscite. 4-4 il punteggio, 4-4 il punteggio parziale nel quarto set per una gara che si è infiammata dopo il 2-0 di Asolo, l'accorcio di distanza da parte di Mussolente, adesso il tentativo di riportarsi in parità sempre di Mussolente. Vediamo cosa hanno visto gli arbitri. Hanno visto un tocco e un'invasione per Asolo e quindi avanti 5-4 Mussolente. 5-4 Mussolente, va alla battuta adesso. Buona Ilaria Caon, poi Peruzzo in bagger dalla parte opposta, poi si prova a giocare ancora, seconda linea che impegna Caon, poi il sì, avevano protestato un attimino il pubblico sul, vediamo, ma insomma non più di tanto sporco il palleggio di Baggio, che evidentemente non si sente sicura nel palleggio e quindi preferisce il bagger. Però ragazzi miei, insomma il bagger va bene fino a un certo punto, che palla, anche Bertoncello va a complicarsi la vita con una cosa difficile che non ottiene nulla e quindi si può tornare a giocare sul 5-6. Passa di nuovo in vantaggio la formazione di Asolo. Bertoncello in bagger, la seconda linea provata, tentata ma non riuscita ancora. Vedete, poi è logico che Baggio cerchi poi di giocare
tutto in bugger, perché le uscite dalle mani non sono pulite e quindi vengono chiamate il fallo. L'ha tranquillizzata il suo allenatore e gli ha detto giustamente continua, anche perché guardandola insomma il palleggio non è dei più malvagi, diciamo così, quindi ci sa fare la ragazza, deve avere la fiducia, deve trovare la convinzione di poter giocare questo benedetto palleggio invece di ostinarsi a giocare in bugger, anche quando sarebbe più semplice giocare il palleggio. Eccola, Baggio dalla parte opposta, si gioca ancora, seconda linea, cercata tantissimo, e qui Baggio aveva provato a metterci il braccio cercando di trovare il pallone, non ha trovato niente, ha trovato la rete, c'è il settimo punto, 7-7, situazione di parità per le due squadre, tra le due squadre nel quarto set che si sta giocando, con Anna Vigo che va al servizio. Palla che vola lontana, non cala, giro del libero, fuori il 22 Vigo e dentro il numero 18 Simonetto. Alla parte opposta invece Gazzola, Arianna Gazzola per Asolo al servizio. Arianna Gazzola, ecco la battuta, è buona, in difficoltà la ricezione di Mussolente, poi si riprendono bene, mettono dalla parte opposta il palleggio di Baggio che mette in moto, eccolo qui, vediamolo, palleggio di Baggio, guarda, mette lì, arriva bene, carica bene la sua attaccante, mette giù un bel pallone che dà il nono punto, 2 lunghezze di vantaggio per la compagine di Asolo che sta davanti, 9-7. Non cala questa palla, partita via, ed è l'8° punto. Sono palle, come dicevamo ieri con il commento tecnico di Luciano Sturam, che è stato qui in postazione di cronaca con il sottoscritto, sono palle che non dovrebbero sbagliare, insomma, no? Poi è facile dirlo da seduti, da comodi, da tranquilli, senza problemi, no? Però sono palle che non vorremmo mai vedere sbagliate. 9-9 intanto nel set numero 4, che può decidere la partita come quello precedente, per carità. Baggio, sì, perché poi la precisione arriva, qui Ilaria Coan l'ha ripagata di questo bel palleggio e quindi bene, 10-9 per la compagine di Asolo, che dopo il 2-0 si è sicuramente deconcentrata. Aveva pensato di avere già in tasca la vittoria e ha permesso a Mussolente di recuperare. Sì, ancora una buona palla, poi si rigioca ancora con il muro che tiene, un po' di confusione, attenzione, il bugger di Baggio per il pallonetto che Mussolente rigioca e ritrova, poi trova anche la possibilità di passare un bel muro piazzato anche bene del 14 di Cinel e di Pasa, che mettono un po' in difficoltà poi la ricezione di chi stava dietro, e in questo caso era Baggio. 10-10, situazione di parità ancora per quanto riguarda le due squadre. Mussolente che non molla, Asolo che non si decide ad allungare. Baggio in palleggio per Ilaria Caon, che ha provato a tirare una bomba, palla che termina fuori, non c'è nessun tocco, dice l'arbitro, palla che è terminata fuori, 11-10, una lunghezza di vantaggio per Asolo, che deve tenersi lì, deve tenere avanti il baricentro, deve mettere la freccia se vuole provarci a chiudere questa partita senza andare al tie break. Toccano un po' tutti, questa volta bene il bugger di Baggio, poi l'attacco dal centro che castiga ancora una volta le ragazze di Visentin.
sono rimaste un po' ferme a guardare, un po' di confusione che però ha favorito in questo caso Mussolente. (11-11), quarto set. È buona la battuta, Ilaria Caon. Baggio bene per Pasa che mette giù senza farsi pregare. 12-11, una lunghezza di vantaggio preziosissima. Ritorna la posizione di prima che dicevamo, quella con Pasa al servizio, Pasa alla battuta. E vediamo che cosa nasce allora da questa possibilità. Palla che non arriva nemmeno alla rete, colpisce in testa la sua compagna. Peruzzo dentro nel giro del libero. E allora adesso è Farronato alla battuta per Mussolente. Ha provato a forzare, non so dargli torto, ha fatto bene a questo punto, ha forzato la palla, lo doveva fare, poteva andargli bene, poteva andarle bene, poteva andarle male, le è andata male, però ha fatto bene a forzarla. Attacca ancora Caon dalla parte opposta, si rigioca, attenzione a Mussolente che può andare in attacco, cerca il pallonetto lungo, ma la palla è troppo lunga, la lascia andare giustamente Ilaria Caon, palla che termina fuori dal campo e allora niente da fare. 14-12, guadagna 2 lunghezze di vantaggio la formazione di Asolo. Sì, si può giocare avanti ancora, tiene il muro ma la deviazione è nel proprio campo e allora 14-13. 14-13. E allora Gagliotto, Chiara Gagliotto al servizio per Mussolente, si può giocare, ci vuole calma e tranquillità, buona. L'arbitro ha visto qualcosa, ha visto un'invasione sotto rete, comunque l'azione era stata buona con un buon palleggio di Baggio e poi la conclusione che non aveva lasciato scampo alle atlete di Mussolente. Va al servizio adesso Zardo, mi pare. Palla che rimane lì. Palla che rimane lì. È palla che rimane lì e ancora si gioca per 15-14 nel quarto set. Baggio in bugger rovesciato e ancora un altro bugger per trovare. Questa volta è andata più che bene, è andata più che bene, guardiamola qui, bugger rovesciato e poi il tentativo dalla seconda linea che cala improvvisamente e allora prende il punto numero 16 ancora Asolo, 16-14. Dalla parte opposta Baggio, buona questa palla per Pasa che si decide a dare una veloce frustata al pallone e allora c'è il time out richiesto dalla formazione di Mussolente che ferma il gioco sul 17-14 per quanto riguarda la compagine di Mussolente che prova a ritornare sotto, prova a riportarsi in parità. 17-14 adesso nel quarto set, vediamo come andrà a finire. La possibilità Asolo ce l'aveva sul 2-0, si è fatta rimontare e allora adesso vediamo cosa succede qui al Palasport di Pieve di Soligo, dove abbiamo cominciato con il sole, con il coperto e poi con la pioggia abbondante che ha rinfrescato la serata.
Gazzola che va alla battuta buona, si può giocare con Mussolente che attacca e attacca anche bene Giacobbo. Arianna Giacobbo ha messo giù delle belle palle, riconquista un punto, il numero 15 Mussolente, che dimostra proprio di non voler mollare, di non voler lasciare nulla di intentato, nulla al caso, e quindi bene così. Spettacolo puro da vedere. Finalmente Ilaria Caon sale in cattedra e va con una cannonata in diagonale a perforare la difesa di Mussolente sul 18-15. Adesso c'è Baggio al servizio. Baggio al servizio, è buona la palla, poi la giocano dalla parte opposta, la tiene in qualche modo, forse se non si buttava correndo ancora l'avrebbe presa, magari mi sbaglio, però palla che scivola via e regala il 16° punto alla formazione di Mussolente. Quanta fatica però per Asolo se vincerà la partita, quanta fatica. Baggio ancora tiene il muro di Mussolente, ancora Baggio in bagger, tenta il pallonetto, non riuscito perché è stato capito, e allora l'attacco adesso ed è dentro. L'attacco adesso è dentro per quanto riguarda Mussolente, che va sotto ancora 17-18, una lunghezza di svantaggio, e questa è una palla persa esclusivamente persa da Asolo, e se ne accorge Visentin che chiama a rapporto le sue, però qui c'è da lavorare forte, perché sul 2-0 partita forse già vinta, le ragazze hanno pensato questo e si sono fatte rimontare sul 2-1. Il quarto set adesso sta rivestendo un po' la stessa struttura di prima, dei set precedenti, perché è lotta su ogni pallone, palla su palla, punto su punto, e a rischiare di più, secondo me, in questo momento è l'Asolo Volley. È l'Asolo Volley, l'ha capito anche il tecnico Visentin, che ha chiesto subito il time out. Adesso vediamo come ritornano dal minuto. C'è qualche problema per capirsi. Adesso dalla parte opposta non trovano le conclusioni, non trovano la chiusura. Dalla parte ci vuole tranquillità. Baggio che sceglie di andare su Ilaria Caon, che viene rigiocata. Ancora Baggio e ancora andrà da Caon. No, in centro, per fortuna la passa per Pasa Erika, che riesce a passare. Vediamola, eccola qua. È riuscita a passare e a portare il punto 19 in casa Asolo. Ilaria Caon al servizio, sicuramente una delle migliori, non so che della partita. Dalla parte opposta, attenzione all'attacco di Mussolente, brava questa volta Baggio, ma deve tenerla lì davanti, attenzione, ci prova il pallonetto, ma è tutto curato, è tutto marcato. Brava Baggio, e ancora di più Peruzzi che la mette dalla parte opposta, poi con l'aiuto della sua difesa la palla non cade, ma c'è il doppio, la palla alzata, vediamo se in maniera fallosa l'arbitro ha detto sì, questa palla non è pulita, e quindi nulla da fare. Ventesimo punto per Asolo. Adesso un po' in confusione Mussolente, vediamo se ha ancora time out da chiamare Roberto Caron, vediamo, sì, eccolo lì, time out allora, perché è giusto il momento per chiamarlo. 4 lunghezze di vantaggio per Asolo, chiama il time out giustamente Caron del Mussolente. 4 punti da tenere, 4 punti da rimontare, perché come vi dicevo in precedenza, in questo caso
sono agevolate le squadre in rimonta, no? Le squadre che trovano stimoli, trovano voglia, trovano la grinta giusta per rimontare, perché è mancata un po' dopo il secondo set alla formazione di Asolo. Ilaria Caon è buona, difficoltà alla ricezione, poi in qualche maniera si mette ordine. Baggio in bagger e la palla che viene cercata, adesso può rigiocare ancora, un po' di confusione, palla che va e va a toccare il libero di Mussolente, bel diagonale di Sara Cinel che è cresciuta anche lei nel corso della partita. Ilaria Caon 22-17, 5 lunghezze da mantenere, da giocare, da tenere lì aggrappate, pallone che riescono in qualche maniera a mandare dalla parte opposta. Mussolente, Baggio per questo bel primo tempo che non va a segno perché si rigioca ancora. Baggio per le mani, si rigioca bene Mussolente, che non molla, vede, e questa l'ha vista, questa ha visto il varco, ha visto il buco, lo vediamo perché ha guardato, e la palla è lì davanti a Baggio che non riesce a tirarla su, che non riesce a prenderla. 22-18, partita che veramente sembra non finire mai. Baggio, poi il tiro che piega le mani, Sara Cinel ci mette del suo. 23-18, piano piano, molto piano. Formazione adesso con Pasa nel giro preferito che abbiamo visto più volte in questa partita portare punti per Asolo. Il muro funziona di Cinelle di Gazzola. 24esimo punto, primo match ball per Asolo, per chiudere l'incontro, vincere la finale e andare avanti poi per quanto riguarda le gare da fare per la Coppa. Tiene dalla parte opposta, è fuori, non c'è bisogno di nient'altro. 25-18, chiude l'Asolo per 3-1, vincendo una gara dove ha sofferto tanto, forse troppo in questo ultimo set in modo particolare. Una gara che ha visto la vittoria di Asolo Volley per 3-1 sulla pallavolo Mussolente. Dobbiamo fare però i complimenti a Mussolente perché ha provato e ci ha provato fino alla fine, non ha mai mollato, è sempre rimasta in partita, ha sempre provato anche sotto di 2-0 dopo i primi due set, ha ribadito e è andato a vincersi il terzo set e poi ha cercato il colpaccio nel quarto, non riuscendoci, ma devo dire per poco, perché a quel punto poteva perderla soltanto l'Asolo che ha giocato una partita forse dopo il 2-0 convinta di averla già chiusa, così non è stato. Signore e signori, noi vi ringraziamo per l'ascolto che ci avete prestato in queste 2 giornate di finali di Coppa qui al Palasport di Pieve di Soligo. Ringraziamo il comitato, la FIPA, il comitato regionale Veneto, e abbiamo sentito il presidente prima, insomma si è fatto molto, si è lavorato per avere queste finali qui a Pieve di Soligo. In bocca al lupo e buon lavoro naturalmente a tutto il movimento pallavolistico. Linea che torna definitivamente da parte di Mirko Villanova alla regia. Grazie.